Mini rimpasto del sindaco Castellino di Palma di Montechiaro al fine di un rilancio attivo e fattivo dell'azione amministrativa del comune della città del Gattopardo. Siamo partiti con la giunta che avevamo proposto agli elettori, al nostro popolo. E con quella giunta abbiamo iniziato questa nuova avventura amministrativa. Superate le elezioni regionali e nazionali, si è ritenuto, nonostante la mia sia una coalizione civica che vada dalla sinistra al centro e alla destra, quindi con sensibilità diverse, abbiamo deciso di dare un riassetto all'organo esecutivo. Ovviamente chiunque entra a far parte di questo progetto non esce in nessun modo, ma continua a portare avanti le proprie battaglie. È sempre stato così in questi quasi 6 anni e continuerà a essere così, grazie a una maggioranza sempre coesa, a un sostegno molto forte da parte del Consiglio Comunale, a un insieme di collaboratori che costantemente aiutano l'amministrazione e a degli assessori che fanno di tutto per servire la nostra comunità. Sono usciti dall'esecutivo l'assessore Bracco, il dottore Bracco e l'assessore Incardona. So Incardona continuerà a servire questa comunità come consigliere comunale, l'assessore Bracco porterà invece il suo bagaglio di esperienze in programmazione europea e tutto il suo importante curriculum come consulente, come esperto del sindaco, in particolare per il progetto Urbact. Entrano in giunta due donne, Lucia Vitanza, che è già stata consigliere comunale, è già stata mio assessore nella precedente esperienza amministrativa e che adesso ritorna a far parte dell'esecutivo. Ha già servito egregiamente questo paese e siamo certi che farà ancora di più in questa nuova esperienza amministrativa. Il volto nuovo è il nuovo vice sindaco Antonella Lovasco, che ha già dato importante prova di sé e che mi sostituisce egregiamente dove io non riesco a poter partecipare, ma già nelle sue deleghe ha dato prova di sensibilità enorme nei confronti della città e di voglia di servire questo paese. Così come anche gli assessori riconfermati, li ringrazio uno a uno, da Lillo Lauricella all'assessore Bellanti all'assessore Di Rosa, perché costantemente operano a fianco al sindaco nel servire questa comunità. Un ringraziamento particolare, dicevo, al Presidente del Consiglio e al Consiglio tutto, alla mia maggioranza in particolare che grosso modo coincide con l'intero Consiglio Comunale e ai dipendenti comunali che sono la vera forza e coloro che ci consentono di raggiungere questi importanti traguardi. Sì, sicuramente ho avuto modo di constatare, essendomi insegnata il 19 settembre, come il sindaco Castellino dimostra e continua a dimostrare l'amore e l'impegno che ha nei confronti del suo paese. Io naturalmente, conscia della responsabilità e del ruolo di vice sindaco, assicurerò tutto il mio impegno continuando a lavorare con costruttività, correttezza e soprattutto senso di grande responsabilità per il dovere nei confronti soprattutto dei cittadini, per il bene esclusivo attivando politiche di welfare, di riuscire comunque a concretizzare quali sono le reali difficoltà dei cittadini attraverso azioni che possono eliminare situazioni di povertà, promuovere l'uguaglianza. Poi del resto come docente promuovo ogni giorno valori quali dignità, rispetto e collaborazione, quindi tutti questi sono principi e valori che continuerò a promuovere anche all'interno di questa amministrazione, consapevole del resto che per raggiungere degli ottimi risultati ci debba essere una convergenza di intenti, cosa che è costato ogni giorno all'interno di questa amministrazione che lavora sempre con impegno solo e esclusivamente nell'interesse della nostra città. Sì, il nuovo ritorno in giunta, ringrazio sempre il sindaco Stefano Castellino per avermi dato di nuovo questa possibilità e per la fiducia che è stata esposta nei miei confronti. Ringrazio il gruppo Nuova Palma per aver acconsentito anche al nuovo rientro di quello che ho già fatto nell'anno precedente e spero di essere di nuovo esaustiva nei confronti della città di Palma di Montechiaro. Ringrazio tutti comunque nuovamente.